As every year, Musica Venezia is participating in the commemoration of Remembrance Day and is presenting a concert at Ateneo Veneto dedicated to Mieczysław Weinberg, a forgotten composer. Born in Warsaw, Weinberg graduated from the Warsaw Conservatory in 1939, but with the German invasion, Weinberg fled to the Soviet Union. In 1953, he was arrested as part of the persecution against the Soviet Jewish intelligentsia. But because of the intercession of his friend Shostakovich, the composer obtained rehabilitation and received the State Prize of the Soviet Union in 1971. Both Mstislav Rostropovich and Sviatoslav Richter admired him greatly. Today we will listen to his very beautiful pieces for flute and piano. Come ogni anno, Musica Venezia partecipa alla commemorazione del Giorno della Memoria e presenta un concerto dedicato a Mieczysław Weinberg, un compositore dimenticato. Nato a Varsavia, Weinberg si diplomò al conservatorio della sua città nel 1939, ma con l'invasione tedesca fuggì in Unione Sovietica. Nel 1953 fu arrestato nel quadro delle persecuzioni contro l'intellighenzia ebrea sovietica. Ma su intercessione dell'amico Shostakovich, il compositore ottenne piena riabilitazione politica, fino a ottenere nel 1971 il premio di Stato dell'Unione Sovietica. Profondi ammiratori della sua musica furono sia Rostropovich che Richter. Oggi ascolteremo i suoi bellissimi brani per flauto e per pianoforte. However, this evening we will not only present a concert, but we'll share with you excerpts from a very important text on the Holocaust, Liliana Segra's story of her experience as a child, who was first expelled from school and then sent to Auschwitz. She survived to tell her tale much later, in 2015 in her book, Memory Makes Us Free. But we will begin with the beautiful Sonata No. 2 by Mieczysław Weinberg. Oltre alla musica, condivideremo con voi alcuni estratti di un testo rilevante sulla Shoah, che racconta la storia di Liliana Segre, la sua esperienza da bambina, prima espulsa dalla scuola e poi mandata ad Auschwitz. Una bambina che è sopravvissuta per poter raccontare, molto più tardi, nel 2015, la sua storia, nel libro La memoria rende liberi. Cominceremo con la sonata numero 2 per pianoforte di Mieczysław Weinberg. Please turn off your phones and no visual registration without the permission of Musica Venezia, and buon ascolto. Pregandovi di spegnere i vostri cellulari e ricordandovi che non sono consentite foto e riprese audio o video senza l'autorizzazione di Musica Venezia, vi auguriamo un buon ascolto. Grazie. Volevo soltanto precisare che sarà la sonata numero 6, il primo tempo. Numero 6.
Enrico Mentana says in his introduction to Liliana Segre's book, Memory Makes Us Free, it is only a matter of a few years, and there will no longer be live testimony of the Holocaust. There are hardly any more Nazis who pursued, rounded up, and sent Jews to their death. And very soon, there will not even be a few survivors of their genocidal machine. Liliana Segre is one of those who survived the horror and death camps of the Holocaust. Let us listen to her story in her own words. Come dice Enrico Mentana nella sua introduzione al libro di Liliana Segre, La memoria rende liberi, è una questione di pochi anni e poi non ci saranno più testimoni viventi della Shoah. Non ci sono quasi più i nazisti che perseguitavano, rastrellavano e mandavano a morte gli ebrei. E tra poco non ci saranno più neanche i pochi superstiti della loro macchina di genocidio. Liliana Segre è una di quelle che è sopravvissuta all'orrore e ai campi di morte della Shoah. Ascoltiamo la sua storia dalle sue stesse parole. Expulsion from school. Toward the end of summer 1938, my life suddenly changed. I was 8 years old, and my papa had rented a little villa at Tremeno on Lake Maggiore. One day, while I was sitting at the table with my grandparents, we heard on the radio that immediately from November, Jews would have to be subject to certain restrictions. Espulsione dalla scuola. Verso la fine dell'estate del 1938, la mia vita d'improvviso cambiò. Avevo 8 anni e mio papà aveva preso in affitto una villetta a Premeno sul Lago Maggiore. Un giorno, mentre eravamo a tavola insieme ai nonni, sentimmo alla radio che da novembre gli ebrei avrebbero subito una serie di restrizioni. That moment has remained in my memory as a fixed image. I remember every detail of that moment. The maid's face looked up who was carrying a serving dish, the details of the dining room, the order in which we were seated, the expression on the faces of my papa and my grandparents. They looked at me and tried to communicate to me that I could no longer go to school. Quel momento è rimasto impresso nella mia memoria come un fermo immagine. Di quell'attimo ricordo tutto. Il volto della domestica ritta in piedi che serviva dal piatto di portata, i dettagli della sala da pranzo, l'ordine in cui eravamo seduti, le espressioni di mio papà e dei miei nonni. Mi guardarono e mi comunicarono che non avrei più potuto andare a scuola. I was an only child, an orphan whose mother had died, and also because of this I loved to go to school. I was always sociable and had lots of friends. But suddenly I had been expelled from my world. Io ero figlia unica, orfana di madre, e anche per questo andavo a scuola volentieri. Ho sempre avuto un temperamento molto socievole ed ero piena di amiche. Improvvisamente venivo espulsa dal mio mondo. That word, expelled, that word was a shock to me. When a child is told, "You have been expelled from school," he's convinced he had done something wrong. He had been expelled because he was guilty. And in fact, he asks, "But why? What have I done?" It took a lot of patience and great tenderness to make me understand so that I would be able to understand it was not I that had done something terrible. It was a matter of a law which established that all Jews would be expelled from school and many other activities. Quella parola, espulsa, pronunciata da mio padre, fu per me uno shock. Quando a un bambino si dice "sei stato espulso da scuola", lui si convince di aver fatto qualcosa di sbagliato. È stato espulso perché ha una colpa. E infatti replica: "Ma perché? Che cosa ho fatto?" Ci volle molta pazienza e grande tenerezza per farmi capire, per quanto potessi capire allora, che non ero stata io ad aver fatto qualcosa di male. Si trattava di una legge che aveva stabilito che tutti gli ebrei dovessero essere espulsi dalla scuola e da molte altre attività.
The house in Verigo. I was not even 10 years old when on the 10th of June 1940, war was declared. In October 1942, I left Milan with my family. My papa rented a very modest little villa in Verigo, south of Lake Como. In Verigo, my new life began, a life during the time of war. On the 30th November 1943, a provision of the Republic of Italy ordered the arrest of the Jews and confiscated all of their belongings. Papa was forced to close his business. La casa di Inverigo. Non avevo ancora 10 anni quando il 10 giugno 1940 ci fu la dichiarazione di guerra. Nell'ottobre 1942 io e la mia famiglia lasciammo Milano. Mio papà prese in affitto una modestissima villetta a Inverigo, in Brianza, a sud del lago di Como. A Inverigo cominciò la mia nuova vita, una vita da tempo di guerra. Il 30 novembre 1943 una disposizione della Repubblica Sociale Italiana ordinò l'arresto degli ebrei e la confisca di tutti i loro beni. Papà fu costretto a chiudere la ditta. Flight and arrest. What happened to Liliana after they moved to Inverigo? After the persecution of Italian Jews became more intense, Liliana's father hid at some friend's house using false documents. On the 10th of December 1943, along with her father and 2 cousins, Liliana attempted to escape to Lugano in Switzerland. However, they were stopped by the Swiss authorities, who did not accuse her father of being a Jew, but a draft dodger, and arrested them. Liliana was now 13 years old. After 6 days in prison in Varese, they were transferred to Como and then to San Vittore in Milan. And on the 30th of January 1944, she was deported from platform 21 of the Milan Central Railway Station to the Auschwitz-Birkenau concentration camp, where she arrived 7 days later. Che accadde a Liliana dopo il trasferimento a Inverigo? Dopo l'intensificazione della persecuzione degli ebrei italiani, suo padre la nascose presso degli amici, utilizzando documenti falsi. Il 10 dicembre 1943 provò assieme al padre e a 2 cugini a fuggire a Lugano, in Svizzera. I 4 furono però respinti dalle autorità del paese elvetico, che non accusarono il padre di essere un ebreo, ma di essersi sottratto agli obblighi di leva. Il giorno dopo Liliana Segre venne arrestata a Selvetta di Vigiù, in provincia di Varese, all'età di 13 anni. Dopo 6 giorni in carcere a Varese, fu trasferita a Como e poi a San Vittore, a Milano. Il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che raggiunse dopo 7 giorni di viaggio. The voyage to Auschwitz. The morning of the 30th of January 1944, a long column, silent and disheartened, proceeded down the prison corridor directly to the courtyard. And then the horror began. They loaded us onto a truck. We arrived at the central station. It was dark. I was holding on to my father, and he to me. The grief and inhumanity of the past days were nothing in comparison to the brutality which we were facing. For the first time, I understood that I was considered a non-person, something that was to be loaded onto a railroad car and taken who knows where. For us, our destiny, slavery, now began. From that moment, we were no longer what we had always been, but only slaves of someone else. Viaggio ad Auschwitz. La mattina del 30 gennaio 1944, una lunga colonna silenziosa e dolente sfilò per i corridoi del carcere, diretta al cortile. Poi iniziò l'orrore. Ci caricarono su un camion. Arrivammo alla stazione centrale. Era buio pesto. Ero aggrappata a mio papà e lui a me. Il dolore e la disumanità dei giorni passati non erano nulla al confronto della bestialità che ci ritrovammo di fronte. Per la prima volta capii di essere considerata una non persona, qualcosa che stava per essere caricato su un vagone e portato chissà dove. Cominciava per noi un destino di schiavitù.
Da quel momento non saremmo più stati quelli che sempre eravamo stati, ma soltanto gli schiavi di qualcuno. At the station, they unloaded us in front of the platform. The transfer was very rapid. The SS and Italian Republicans, with kicks and fists and sticks, loaded us onto the bestial railroad cars. We were now immersed in the darkness of the wagon. We proceeded very slowly. It was clear that we were going north towards Austria. There were 60 of us pressed inside that closed box, stinking and cold. At the center of the railroad car, there was a group of people praying. Some of the pious men swayed back and forth and for a long time kept reciting the Psalms. Alla stazione. Ci scaricarono davanti ai binari. Il passaggio fu rapidissimo. SS repubblichini a calci, pugni e bastonate ci caricarono sui vagoni bestiame. Ora ci ritrovavamo nel buio del vagone. Procedevamo lentissimi. Era chiaro che stavamo andando a nord, verso l'Austria. Eravamo in 60 pressati dentro a quella scatola chiusa, fetida, fredda. Al centro del vagone si formò un gruppo di preghiera. Alcuni uomini pii si dondolarono a lungo, recitando i salmi. The trip to Auschwitz lasted about a week. The people felt too tired to get off, but there was no choice. We found ourselves flung into a hell which aroused astonishment not only in children like me, but also in the adults. They had passed almost a week crushed in these railroad cars, and now were hurled into a reality even more terrifying. Il viaggio ad Auschwitz durò circa una settimana. La gente faticava a scendere, ma non c'era scelta. Ci trovammo scaraventati in un inferno che suscitò stupore non solo in ragazzini ingenui come me, ma anche negli adulti. Avevano trascorso quasi una settimana stipati in quei vagoni e adesso erano precipitati in una realtà ancor più terrificante. The solitude or aloneness of the prisoner. We were separated, men and women. Without knowing it, I was letting go of my papa's hand forever. At the little German school at San Vittore, our teacher always made us sing, Wenn du Wien, du Stadt meiner Träume. I learned the meaning of the words when my term came and the guard asked me, allein? The little song had a refrain which went, Wien, Wien, nur du allein, Vienna, Vienna, you alone. And that is why I understood that the soldier wanted to know if I was alone. La solitudine del prigioniero. Fummo separati, uomini e donne. Io, senza saperlo, lasciai per sempre la mano del mio papà. Alla scuoletta di tedesco di San Vittore, la nostra maestra ci faceva sempre cantare Wien, du Stadt meiner Träume, Vienna, città dei miei sogni. Avevo imparato il significato delle parole. Quando arrivò il mio turno, la guardia mi chiese, allein? La canzoncina aveva un ritornello che diceva Wien, Wien, nur du allein, Vienna, Vienna, solo tu. E quindi capii che il soldato voleva sapere se ero sola, allein. We entered the camp and found ourselves facing what seemed to be a hallucination. We saw hundreds of girl skeletons with shaved heads, dressed in striped clothes, who were dragging cans and stones, while a host of nasty little devils, the SS women, beat them savagely, arousing the dogs against them, in a rage of whistling and wind and snow and barking. It was an inferno made of ice. But they would come to know the fire afterwards, that of the crematorium. Entrammo nel lager e ci trovammo di fronte a quella che ci parve un'allucinazione. Vedemmo centinaia di donne scheletro, rapate, vestite a righe, che trascinavano bidoni e pietre, mentre schiere di diavolesse, le SS donne, le picchiavano selvaggiamente, aizzando i cani contro di loro, in una furia di elementi, di fischi, di vento, di neve, di latrati. Era un inferno fatto di ghiaccio. Il fuoco lo avremmo conosciuto dopo, quello dei crematori. That night, before I went to sleep, as I was closing my eyes, I noticed a change inside of me.
I felt I would never be what I once was because I understood I was alone. There is a painting by Paul Gauguin called Otahi, which in Maori conveys precisely the concept of being alone, in which there is a very beautiful Tahitian girl lying on the ground in a natural scenario, totally different from that of the camp. When, as an adult, I visited that image, I felt that it expressed perfectly the sensation of solitude, being alone, which I had experienced that first night. Quella notte, mentre chiudevo gli occhi per addormentarmi, avvertii un cambiamento dentro di me. Sentii che non sarei stata mai più quella di prima, perché capii che ero sola. C'è un quadro di Paul Gauguin intitolato Otai, che in Maori vuol dire appunto sola, in cui è raffigurata una bellissima donna tahitiana sdraiata in uno scenario naturale, completamente diverso da quello del lager, ma quando da adulta ho visto quell'immagine, ho sentito che esprimeva perfettamente la sensazione di solitudine che provai quella prima notte. Vorrei fare una dedica alla giornata che passiamo insieme adesso questo pomeriggio e soprattutto alle cose per flauto e pianoforte che suonerò ad una carissima amica che se n'è andata a una veneranda età a settembre, scorso settembre, a Ziadè Gabaice Vidalli, una mia carissima amica da cui ho veramente imparato molto. Ho il grande piacere di avere una delle sue figlie qui oggi con noi e quindi spero di condividere insieme a voi anche questo forte sentire. Grazie.
In total, we were 1,400 workers. The work at the Beixel Union Metalworks was decisive for my survival. There were schedules, a routine. We had habits, customs, which helped us a lot. Instead, those working outside did not have rules. It was as if they were living abandoned on a desert island. They did not even have an idea what day it was. Eravamo in tutto 1400 operaie.
Il lavoro alla Weichsel-Union Metallwerke è stato decisivo per la mia sopravvivenza. Avevamo degli orari, una routine, avevamo una consuetudine che ci aiuta molto. Chi invece lavorava all'esterno non aveva regole. Era come vivere abbandonati su un'isola deserta. Non avevi idea di che giorno fosse. We went to the factory divided into commands in work groups. We left the camp in a file of 50 and were happy to turn our backs on the crematorium, the shouting, the dogs, the whistling. The notes of a little orchestra accompanied us. It played at the entrance. Then we went out to the dirt street which we led to Auschwitz. We had to walk very fast in our clogs, in the cold of winter, in the snow and in the mud. We had to sing songs and hymns in German. Andavamo alla fabbrica divise in comandi, in gruppi di lavoro. Uscivamo dal lager disposte in file di 5 ed eravamo felici di dare le spalle al crematorio, alle urla, ai cani e ai fischi. Ci accompagnavano le note di un'orchestrina che suonava all'ingresso, poi imboccavamo la strada sterrata che portava ad Auschwitz. Dovevamo camminare a gran velocità sui nostri zoccoli, nel freddo dell'inverno, nella neve e nel fango. Eravamo obbligati a cantare canzoni e inni in tedesco. The Death March. My death march began around the 20th January 1945. The Germans had to leave Auschwitz on the arrival of the Red Army, which had broken through the Eastern Front and quickly proceeded to the west. The Germans had decided to eliminate any trace of the camp, and so began the enormous fatal transfer of the masses to Germany, from which few came out alive. I thought I had seen everything. I believed I had become accustomed to the worst. But instead, never before then had we been reduced to such a state of brutality. La mia marcia della morte cominciò intorno al 20 gennaio 1945. I tedeschi furono obbligati a lasciare Auschwitz dall'arrivo dell'Armata Rossa, che aveva rotto il fronte orientale e procedeva velocemente verso ovest. I tedeschi stabilirono di far sparire ogni traccia del lager. Cominciò così un enorme, micidiale trasferimento di massa verso la Germania, dal quale pochi uscirono vivi. Pensavo di aver visto tutto, credevo di essermi abituata al peggio, e invece, mai prima di allora, ci eravamo ridotti in un simile stato di abbruttimento. It was the 1st of May and we marched under horrible conditions. But the inhabitants of the villages poured out into the streets, loading their carts with whatever they had. By now, the zone had fallen under Russian control, and the people were fleeing, terrorized. Along the streets, we met the Americans. At first, we had no idea who they were, and then we saw them smiling and happy, handsome and tanned. Over our heads, they tossed bars of chocolate and cigarettes. Era il 1° maggio e marciavamo in condizioni orribili. Ora gli abitanti dei villaggi si riversavano in strada, caricavano sui carretti tutto quello che potevano. Ormai la zona stava per cadere sotto il controllo russo e la gente fuggiva terrorizzata. Quel 1° maggio, lungo la strada, incontrammo gli americani. Sulle prime non capimmo neanche chi fossero. Poi vedemmo quei visi sorridenti, allegri, belli, abbronzati. Sulle nostre teste piovevano barrette di cioccolata e sigarette. Return home. It was the end of August, crossing Germany on the way to Italy. When the train arrived at Bolzano, everybody shouted with joy. We were in Italy again. We departed in the train and arrived at Pescantina in the province of Verona. At that point, the tanks had already been bombarded, so we continued the trip in trucks. And it was in one of those large trucks that we finally arrived in Milan, which had been liberated on the 25th of April. Ritorno a casa. Era fine agosto. Attraversammo la Germania alla volta dell'Italia. Quando il treno arrivò a Bolzano, tutti gridarono dalla gioia. Eravamo di nuovo in Italia.
Ripartimmo con il treno e arrivammo a Pescantina, in provincia di Verona. In quel punto le rotaie erano state bombardate, così ci toccò proseguire il viaggio a bordo di alcuni camion. E proprio su uno di questi grandi camion a rimorchio arrivammo finalmente a Milano. Milano era stata liberata il 25 aprile. My new life. I lived with my uncles on the Via Marozzo della Rocca. It was a little house with no room for me. I slept in the living room and felt like a stranger. Nothing was as I had imagined it. They did not ask me much about my experience, and I soon understood they did not want to listen to me. I was like a wounded animal. There was an abyss which divided us. In theory, I was the small one in the house, the niece, and had to obey. But I had escaped all the horrors of the camps, of the death march, and it was ridiculous that they could tell me what I could and could not do. La mia nuova vita. Mi trasferì dagli zii in via Morozzo della Rocca. Era una casa piccola, dove non avevo una stanza tutta per me. Dormivo in salotto e mi sentivo un'estranea. Niente era come avevo sperato, immaginato. Non mi chiesero molto della mia esperienza e presto capii che non c'era la volontà di ascoltarmi. Io ero un animale ferito. C'era un abisso che ci divideva. In teoria ero la piccola di casa, la nipote, e avrei dovuto obbedire. Ma ero scampata all'orrore dei campi di concentramento, alla marcia della morte, e trovavo ridicolo che adesso mi dicessero cosa potevo o non potevo fare. In the world surrounding me, I felt it was impossible to speak about the camp. Everyone had something to talk about and did not have the least desire to listen to somebody else's stories. The people wanted to forget the war. I closed this bloody chapter. They wanted to have fun. Nobody wanted to hear any stories about Auschwitz and about how much had happened to those like me. Nel mondo che mi circondava sentivo che era impossibile parlare del lager. Tutti avevano qualcosa da raccontare e non avevano la minima voglia di ascoltare i racconti degli altri. La gente voleva dimenticare la guerra. Chiusi quel sanguinoso capitolo. La gente voleva divertirsi. Nessuno, in nessun ambiente, voleva sentir parlare di Auschwitz e di quello che era successo a quelli come me. But then, in 1990, I returned to carry my testimony of what had occurred. All over I went, to hundreds of places, all over Italy and on tour of the world. I had never told my story, especially in front of young people, with the idea of creating division. I did not intend to transmit a negative message to children of hate, of revenge, of absolute desperation, because these are contrary to life. What matters to me is to pass on a message of love, of strength, and of hope. Nel 1990 mi sono ritrovata a portare la mia testimonianza in centinaia di luoghi, in tutta Italia e in giro per il mondo. Non ho mai raccontato la mia storia, in particolare davanti ai più giovani, con l'idea di creare divisioni. Non intendo trasmettere un messaggio negativo ai ragazzi, di odio, di vendetta, di disperazione assoluta, perché questi sono il contrario della vita. Quel che conta per me è far passare un messaggio d'amore, di forza, di speranza. For years, every time I hear them ask, how could this have happened? I respond with only one word, indifference. Everything begins with this word. The horrors of yesterday, today, and tomorrow blossom in that shadow of that word, indifference. Da anni, ogni volta che mi sento chiedere com'è potuto accadere tutto questo, rispondo con una sola parola, sempre la stessa: indifferenza. Tutto comincia da quella parola. Gli orrori di ieri, di oggi e di domani fioriscono all'ombra di quella parola. The key to understanding the reasons for evil is enclosed in these 4 syllables.
Because when you believe something does not touch you, you will not be concerned about the fact that there is no limit to horror. La chiave per comprendere le ragioni del male è racchiusa in quelle 5 sillabe, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore.
Thank you.